Bentornati amici, siamo oggi con il nostro appuntamento di WinePix Degusta, ospiti delle Tenute de Logu. Ci troviamo nel territorio di Alghero, in questa azienda nata nel 2008 che inizia a imbottigliare e a vinificare i suoi vini in azienda nel 2012. Piero de Logu si affida alle sapienti mani dell'enologo Piero Cella, che ha fatto la storia un po' dell'enologia del nostro territorio, nella zona di Alghero, appunto, per la vinificazione dei suoi vini. Diverse le linee che produce, sia il Canonau, ma anche delle blend con vitigni internazionali, con Merlot, Syrah, Cabernet e soprattutto, quello di cui vi parleremo oggi, è il suo Vermentino. Vermentino di Sardegna DOC, annata 2013, che oggi andremo a degustare. Questo vitigno cresce in una delle parcelle staccate dalla sede centrale dell'azienda, che si trova esattamente di fronte al nuraghe di Palmavera, importante sito archeologico della zona di Alghero, e le sue vigne, che guardano il mare, sono riparate dai venti di maestrale e hanno la caratteristica di avere un microclima molto favorevole, con una buona escursione termica giorno-notte e delle brezze che portano questa brezza marina, questa salinità sull'uva. Tutto è pronto ormai per la nostra degustazione di oggi e quindi andiamo a degustarlo insieme. Degustazione del nostro DIE 2013. Vediamo subito come si presenta l'aspetto visivo di questo vino. È un bel giallo paglierino intenso con dei bei riflessi dorati. Abbiamo detto che la sua gradazione alcolica è di 14 gradi e possiamo notare subito una bella consistenza anche nel bicchiere. Passiamo al naso. Al naso DIE è certamente intenso, persistente e fine. Le famiglie descrittive degli aromi di questo vino sono il floreale, il fruttato e un leggero accento minerale. Per quanto riguarda il fruttato, notiamo una buona componente di frutta matura esotica, tra cui spiccano prevalentemente ananas e una nota di lychee. Per quanto riguarda invece l'aspetto floreale di questo vino, sentiamo una bella ginestra mediterranea e anche leggermente una morbidenza del fiore di acacia. Passiamo all'assaggio del nostro DIE 2013. Si presenta secco, caldo, morbido, di corpo, bilanciato molto bene da una sapidità e da una freschezza molto interessanti. L'abbinamento al cibo che noi di WinePix vi consigliamo è maccarones de busa con calamaretti e piselli, dove questo vermentino vi accompagnerà con la sua persistente ed elegante sapidità. Uomo, terra e tempo, la filosofia delle Tenute de Logu in questo bicchiere. E noi di WinePix vi salutiamo alla prossima. Salute!